La prestigiosa sede del cinquecentesco Palazzo Zacco Armeni di Prato della Valle, sede storica del Circolo Ufficiali di Padova, ha ospitato il grande pianeta del CONI regionale Veneto con le sue 7 province. Un evento voluto da Gianfranco Bardelle, che per un ventennio è stato alla guida prima del CONI Padova e poi, per 4 mandati, presidente del CONI Veneto, insignito ora della carica di presidente emerito. L'evento è stato indetto per la presentazione della nuova veste grafica dei 20 anni al CONI, Una vita per lo sport, scritta dal giornalista Alberto Zuccato, che è stata consegnata al pubblico presente in sala. Una pubblicazione che racchiude la storia e i risultati del ventennio ricco di prestigiosi traguardi che ora ha passato il testimone al prof Dino Ponchio, subentrato quest'anno al vertice del CONI Veneto. Una mattinata all'insegna dei tanti ricordi e dei prestigiosi risultati ottenuti dal CONI attraverso la ragnatela dei dirigenti veneti presenti, tra i quali anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. 20 anni contrassegnati da un susseguirsi di prestigiosi traguardi che hanno portato il Veneto a primeggiare a livello nazionale, così come nella promozione sportiva. Allori conseguiti nelle singole prestazioni dei Giochi del Veneto, sia estivi che invernali, sia nelle singole discipline, comprese anche quelle acquatiche. Traguardi vincenti che hanno preso avvio con la presidenza di Gianfranco Bardelle dal 2003 con Tutto Sport in Prato e le tappe vincenti dei Giochi del Veneto del 2009 e del 2013 a Bardolino. Prestigiosi sono stati anche i traguardi del trofeo CONI a livello nazionale vinto dal Veneto per 2 volte, nel 2016 a Cagliari e nel 2019 a Crotone. Alleghe e Falcade hanno invece ospitato i giochi invernali tra la neve e il ghiaccio, poi i grandi successi con gli eventi del Galà dello Sport nella storica Aula Magna del Bo a Padova alla presenza del presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò e le benemerenze sportive elargite alla Fenice di Venezia, così come l'appuntamento al Teatro Olimpico di Vicenza. Tantissimi traguardi che hanno portato a ricordare la strada percorsa, sotto la guida del presidente Gianfranco Bardelle, messi in rilievo nella presentazione di 20 anni al CONI. Poi, dopo il momento del ricordo, tutti a tavola all'aperto, nello spazio ricavato al Circolo Ufficiali, dove è stato servito il sontuoso conviviale fatto allestire per l'occasione e per aprire un nuovo capitolo sportivo, in attesa delle Olimpiadi di Tokyo e dei nuovi traguardi da raggiungere per gli atleti veneti. Il tutto si è svolto sotto la regia di Fiorenzo Zanella, presidente del Paraton International di Padova, coordinatore dell'evento.